Martedì 4 aprile 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Gazzettino di Belluno. In primo piano una notizia a piena pagina, un titolo a piena pagina: migranti, i sindaci chiedono più soldi, il prefetto propone ai comuni 31 euro, la stessa cifra offerta alle Coop e rifiutata. I primi cittadini dicono no, dovrebbero garantire vitto, alloggio, mediatori culturali, psicologi e insegnanti di italiano. Non ce la facciamo. L'approfondimento di Santin a pagina 2. Pieve di Cadore, no alla caserma Calvi, serve per addestramento, cade la proposta delle caserme per i migranti, l'idea messa sul tavolo da Beppi Casagrande, sindaco di Pieve. Il prefetto ha comunicato che si tratta di una strada non percorribile, la caserma Calvi di Tai deve essere libera per addestramento. Altro richiamo dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: neve, un inverno al minimo storico, il record a Falcade, l'ARPAV, un fenomeno che segue una tendenza, non è un'eccezione. A Oronzo, fibra ottica, c'è la rete ma manca il terminale, connessi alla fibra ottica molti comuni del centro Cadore, mentre a Oronzo è ancora al palo, rete completata, manca il terminale centrale. Razzismo in campo, i dirigenti siamo stati somari, tutto bene quello che finisce bene. Troppo spesso purtroppo si sente parlare di episodi di razzismo legati al mondo del calcio, molte volte anche quello giovanile, proprio come il possibile caso scoppiato domenica al termine della sfida del campionato giovanissimi under 15 regionali tra Conegliano e Cadore. Turismo, strada sicura, elettricità e telefonia, il parco scommette sulla Valle del Mis. Mettere in sicurezza la strada della Valle del Mis, portare l'antenna per la copertura telefonica, collegare la Sofia alla rete elettrica, rilanciare Pianfalcina. Il parco scommette sulle potenzialità turistiche della Valle del Mis e si attrezza già per la prossima estate, avviando progetti attesi da anni. La foto di copertina del Gazzettino di Belluno è dedicata alla corsa, impresa dell'atleta paralimpico con un solo polmone, le fatiche di Nicolò Pierni, 4 maratone in 29 giorni. Instancabile, sopra vediamo Nicolò Pierini, domenica alla Maratona di Milano, la quarta corsa sui 42-195 km in meno di un mese, la prima a Bologna il 5 marzo, poi Roma 19, Garda 26 e un paio di giorni fa quella appunto in Lombardia. Ora penso al record in pista, dice il bellunese. E dal capoluogo i vigili hanno un nuovo capo, priorità sosta e frazioni. Feltre, un biglietto unico per musei e siti culturali. Richiami anche per quanto riguarda lo sport, nella prima pagina del Gazzettino di Belluno, Hockey Alps League, stasera il Cortina può qualificarsi per la prima volta alla finalissima. Pallavolo, la DRL e il futuro non è certa, la conferma dell'allenatore. Santa Giustina, sostenibilità nel mirino, Unifarco record nel 2022. L'azienda che distribuisce prodotti di cosmesi ha chiuso un anno all'insegna del rispetto dell'ambiente e delle fonti rinnovabili. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano è identica a quella che abbiamo trovato nell'edizione del Gazzettino di Belluno, ovvero migranti, i sindaci no a nuovi servizi per gli stessi soldi. Il prefetto sollecita mediazione culturale e assistenza per le pratiche, animi accesi durante il confronto con 31 euro è impossibile. L'approfondimento di Dallanese a pagina 15. Belluno, gara deserta per il Demas 2, le aziende non ci stanno, i vecchi importi sono superati dall'aumento delle materie prime, servono prezzi congrui, lo Stato deve capirlo. Capoluogo bellunese, da segretario di Dinca a comandante dei vigili Codemo, a 29 anni. Feltre pugna la moglie, lei lo denuncia, trentenne va in carcere. L'uomo è stato portato a Baldeniche, questa mattina andrà davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. E la foto di copertina è dedicata allo sport feltrino, progetto risultati e tifoseria, febbre da hockey a Feltre. Le nostre storie, le storie del Corriere delle Alpi, cortina inclusiva, prova d'autonomia a casa e nel lavoro. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, le sfide dell'economia. Meloni, la Premier rilancia sul piano, progetti non nostri ma non rinuncio ai fondi. La Premier al Vinitali smorza le tensioni con Bruxelles, collaboriamo, nessun timore per i ritardi, lavoriamo per risolvere problemi figli di altri. Parliamo ovviamente del PNRR. Queste alcune dichiarazioni
della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, non prendo neppure in considerazione l'idea di perdere le risorse, la Commissione sta chiedendo più documenti e noi li stiamo fornendo, bianco rosso il vino lo bevo tutto, sul fronte del consumo faccio la mia parte. Madrid ha raggiunto il 30% degli obiettivi, Sanchez chiede altri 84 miliardi di prestiti, la Spagna ha definito l'utilizzo delle sovvenzioni e solo dopo ha ottenuto i fondi a debito. E sempre a proposito di PNRR, scontro di governo, il leghista Molinari, rinunciamo ai soldi a debito, l'ira di Palazzo Chigi, messaggio sbagliato, il timore di un danno di immagine con l'Europa. Altri dati, altre percentuali riferite alla situazione dei progetti del PNRR, progetti di competenza dei comuni sono ben il 65%, chi li ha elaborati l'11% il governo Conte, il 63% il governo Draghi, il 26% il governo Meloni. Per quanta spesa parliamo di 10 miliardi sugli oltre 168 disponibili. Lo scontro politico, la premier assolve la russa, ha già chiesto scusa all'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, inutile dietro front, per Meloni quella del Presidente del Senato è stata una sgrammaticatura istituzionale, le opposizioni, mancanza di senso dello Stato, non finisce qui, flash mob in via Rasella. Le battaglie per i diritti, a pagina 5, il governo scarica i fratelli veneziani, la mail al liceo iniziativa personale. Sul caso del Marco Polo interviene Paola Frassinetti, sottosegretaria di Fratelli d'Italia all'istruzione. I partiti devono restare fuori dalle scuole, l'approfondimento lo troverete a pagina 5. Politica del Nord-Est, siamo in Friuli Venezia Giulia, è Federica bis e la Lega resta primo partito. In Friuli Venezia Giulia Fratelli d'Italia non sfonda, elezioni regionali, il primato 2020 della lista Zaia resta ineguagliato, Carone il Carroccio esce più forte da questa tornata. Ecco il risultato, Federica riconfermato presidente della regione Friuli Venezia Giulia con il 64,21%, voti sul totale 311.950. Il centrodestra quindi vince con il 19,02 della Lega, 18,12 di Fratelli d'Italia, 17,73 della lista Federica, 6,67 di Forza Italia. Il centrosinistra perde con il 16,52% del PD, 6,29 della lista Moretuzzo, 2,41 del Movimento 5 Stelle, 2,03 dell'Alleanza Verdi Sinistra. Insieme Liberi, 3,97 appunto di Insieme Liberi, terzo polo, 2,75 lista Azione Italia Viva. Politica veneta, scontro in diretta tra Marcato e De Carlo, niente scuse, il meloniano parlo con altri. I due si incontrano dopo le polemiche degli ultimi giorni e sono scintille. L'assessore mi votano perché sono fatto così. Il Vinitaly, l'evento che interessa il Veneto, bottiglie leggere e carta riciclata, la parola d'ordine è sostenibilità, qualità del prodotto e attenzione all'ambiente sono sempre più al centro dell'attenzione. L'obiettivo è risparmiare energia in fase di lavorazione, trasporto e movimentazione. Emergenza immigrazione, pagina 10, i migranti per accelerare i rimpatri, c'è l'ipotesi del modello spagnolo. Oggi il vertice a Palazzo Chigi, l'esempio del governo Sanchez, visti per il lavoro legale in cambio di riammissioni. Fatti che ci portano in Ucraina, la cattura di Daria, confessa la 26enne fermata dopo la bomba a San Pietroburgo, il marito è stata incastrata, è rimasta fino all'esplosione. L'analisi, Prigozhin e la finta presa di Bakhmut, una fake per mascherare le difficoltà. Il leader della Wagner dichiara la conquista del municipio, ma Kiev smentisce, sospetti anche sull'attentato, forse autoprodotto per riaccreditarsi con Putin. Ancora dal Veneto, prelievo del DNA al giornalista che ha fatto riaprire l'inchiesta. Il caso una bomber, richiesta della difesa. Maisano dovrà fornire la sua sequenza genetica per verificare se abbia inquinato le prove. Passiamo alle notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 15, il prefetto chiede più servizi per i migranti, i sindaci protestano, risorse inadeguate. La convenzione presentata a 18 amministrazioni infiamma gli animi, date più soldi alle cooperative per gestire i profughi. Sono 37 gli stranieri che i municipi ospitano a loro spese in alberghi o alloggi. Garantire mediatore linguistico, vitto, alloggio, aiuto per l'inserimento sociale e lavorativo, oltre al sostegno per l'evasione di tutte quelle incombenze burocratiche necessarie per i riconoscimenti e la richiesta di asilo, il tutto con il solito contributo 31 euro a persona.
Questo è quello che prevede la convenzione che il prefetto di Belluno ha presentato ieri ai 18 sindaci convocati a Palazzo dei Rettori per riparlare dei migranti, ma la proposta che arriverà in questi giorni non piace agli amministratori locali. A 31 euro al giorno, sottolineano, non possiamo garantire tutti questi servizi, il governo deve mettere più risorse per questo problema. L'approfondimento di Paola Dallanese a pagina 15. Il caso spaccio di coca a Mussoi, bellunese in manette, la polizia lo ha sorpreso in un parcheggio mentre stava cedendo una dose a un cliente, sequestrata anche altra droga. Altre notizie in questa pagina: oggi alla Spessarena, tra corsi universitari e sbocchi lavorativi, c'è la fiera Universo. La sentenza picchia gli agenti 1 contro 8 e prende un anno. Detenuto per alcune rapine, se la prende con la penitenziaria e rompe un metal detector. Urlava: lo dico ai miei paesani e vi faccio vedere cosa succede. Siamo a pagina 17, agente da un anno e giovanissimo, Codemo alla guida della polizia locale, da segretario dell'ex ministro D'Incà alla divisa, e a Belluno da marzo porremo attenzione sui parcheggi e al controllo delle frazioni. L'intervista la troverete a firma di Alessia Forzin a pagina 17. Pagina 18, De Mas 2, altra notizia che riguarda il capoluogo, gara deserta, con questi importi le ditte non ci stanno, non si presentano imprese per costruire il nuovo palazzetto. Roccon, l'assessore comunale, servono prezzi congrui, lo Stato deve capirlo. E a proposito del capoluogo, il futuro del Colle, non ha ancora pubblicato il bando per il Nevegal, stiamo sollecitando, questa è la dichiarazione sempre dell'assessore Franco Roccon. Parco fluviale, sabato apre il chiosco, la grigliata di Pasquetta si fa all'Ambioi Beach. E ancora a Cisle vi spieghiamo i 57 modi di andare in pensione al via la campagna INAS. Spostiamoci a pagina 19, ancora dal capoluogo, rubinetto rotto da anni e rivoli lungo le valli, acqua sprecata a Cirvoi, le perdite balzano all'occhio in tempi di crisi idrica, alla periferia del paese tubi aerei e un laghetto con i girini. Post Vaglia, il ministro Musumeci studierà i segreti della ricostruzione. E ancora Pasqua solidale, alla Coop Samarcanda le uova di altro mercato. Siamo a pagina 20, uso numero 1 Dolomiti, il Covid è ormai alle spalle, nuovi orari per gli ospedali, visite consentite al pomeriggio dalle 15 alle 16.30, stop al report settimanale che sarà sostituito da un bollettino mensile. Continuiamo con pagina 21, Feltre, fatto di cronaca, arrestato per maltrattamenti alla moglie, le manette scattate dopo le indagini avviate per la denuncia della donna. Il 34enne andrà oggi davanti al giudice. E ancora sport, progetto risultati tifoseria, è tornata la febbre dell'hockey, la città segue massicciamente la squadra, gli sport del ghiaccio sono in forte crescita. Bortoluzzi della cooperativa Elementa, complimenti alla società, noi supportiamo con i servizi. Pagina 23, sempre da Feltre, totem car gratis alle scuole e nasce il biglietto individuale. Presentate le novità tariffarie e le modalità di utilizzo della tessera unica. Dalla Palma recepite richieste e sollecitazioni pervenute dagli addetti ai lavori. Questo per quanto riguarda la cultura e il turismo del comune di Feltre. Rimaniamo nel Feltrino, Cesio Maggiore, esplosivi trovati a casa, uno dei 2 arrestati chiede di tornare libero. Pedavena, il comune assume un istruttore tecnico. E ancora Feltre, rassegna di incisioni esposta al bar da Casot, tutto questo con il contributo dell'associazione Tutti in Campo. E a Feltre, Nacci Novi si è laureata in economia a Trento. Pagina 24, Unifarco, spazio ai giovani, meglio se donne, packaging sostenibile con plastica riciclata. L'anno scorso l'azienda di cosmetici con sede centrale a Santa Giustina ha superato quota 500 dipendenti. Sovramonte, riprendono a maggio i lavori per il Muvar, la consegna in autunno. Fonzaso, il cane Toby è recuperato dal soccorso alpino. E ancora Feltre, ex scuole di Farra, assegnati gli spazi a Santo Stefano e Alpini. Passiamo in Valbelluna con pagina 25, la sentenza d'appello, rapina e picchia 2 minori, nessuno sconto. Il complice si era visto ridurre la condanna di primo grado, rimane invariato il risarcimento danni per le ragazze. Limana, questa gestione delle maghe non ci convince, Luca De Toffol si dice perplesso e con lui l'intera minoranza, l'ambiente è desolato e vuoto, la prossima estate c'è il rischio che rimanga tutto chiuso. Sedico, il 21 maggio, fiera di primavera, il comune decide di organizzarla senza la Proloco, confermata invece la location in centro dopo il ritorno dell'anno passato. Continuiamo a sfogliare le pagine del Corriere delle Alpi, siamo a pagina 26, Valle del Mis, sulla provinciale 2 un senso alternato stile Passo San Boldo. Ne stanno parlando Sospirolo, Gosaldo, Parco e provincia, si mira a snellire il traffico evitando incroci nei punti più stretti. Enel porterà l'elettricità fino alla Soffia mentre i telefoni restano ancora muti.
Ponte nelle Alpi, la Dussmann propone menù ispirati alla Pasqua nelle mense scolastiche e ancora fugazze e colombe pasquali si riaccendono per un giorno gli antichi forni di polpette, come si possono vedere da questi scatti. Continuiamo con pagina 27. A Gordino Falcade, bar del parco giochi si sblocca l'iter per la riqualificazione. Entro maggio dovrebbe esserci un nuovo appalto, il progetto sarà modificato, il sindaco Salvaterra lo faremo al piano terra sopra una sala polifunzionale. Notizie di spalle, sollecitato da un escursionista di Taibone è stato Alessandro Savio a reinvenirli, parliamo della Busa, altra sorpresa, scoperti 5 massi per raccogliere l'acqua. Cencenighe, il mio vicino mi ha aggredito, ora saranno decisivi i video. In tribunale un processo per lesioni e minaccia, l'imputato si dice sicuro di poter dimostrare la propria innocenza. Agordo, paese del graffito, a Toccol 3 opere di Dunio, sabato alle 15 l'inaugurazione del numero 25. Pagina 28, Cortina, inclusività, parola ai fatti, tirocinio formativo per 3 giovani speciali. E ancora Cortina, caso Montessori, andare in appello un atto necessario per salvaguardare l'interesse comune. Il sindaco Lorenzi spiega anche perché insiste nel chiedere di liberare i locali. Calalzo, insulti razzisti in campo, il Cadore minimizza, il dirigente dell'Under 15 Lino Gerardini. A fine gara forse è sfuggita qualche parola di troppo, ma sono subito arrivate le scuse. Pieve da 0 a 4 liste, ma alla fine a sfidarsi saranno probabilmente 2. In vista del voto di maggio, un improvviso turbinio di gruppi e candidati, verosimile faccia a faccia tra Elisabetta Zen e l'uomo di aria Granzotto. Dalla rubrica Cultura e Società, la Via Crucis di Piero il Bisnente che realizza il sogno dell'America. Da oggi in libreria il nuovo romanzo di Paolo Malaguti dedicato all'emigrazione di fine Ottocento. E vediamo uno scatto che è presente anche al nostro museo, il Museo Interattivo delle Migrazioni. Sempre dalla cultura e società, la provocazione delle immagini dall'inviata di guerra in Ucraina, anzi no, a creare le foto all'intelligenza artificiale. Tragedia reale, rappresentazione di fantasia, ma non si vede la differenza. Le creazioni della fotogiornalista veneziana Zanon fanno riflettere. Giorno e notte, la parata è un concerto, la banda dei Marines sbarca in provincia, 2 appuntamenti domenica 16 per la realtà a Stelle e Strisce, al mattino tappa Longarone, alle 18 concerto al Comunale. Sport bellunese, la Darol guarda avanti, Colussi e Darai restano, nessun stravolgimento, notizia che riguarda la pallavolo di Serie A3. Podismo, sabato da tutto esaurito alla Dolomiti Beer Trail in 1200 al via da Pedavena. A Lissa, dall'Alpago alla meta nazionale, giocare in azzurro è un vero privilegio. Rugby femminile, parla la bellunese Dinca, ora tesserata con il Villorba. Il nostro gruppo è forte, domenica ero fuori solo per precauzione. Hockey Alps League, semifinali, gara 6, Cortina, è l'ora di chiudere i conti, battere il Salzburg vale la finalissima. Basket 3 contro 3, giochi sportivi studenteschi, Nievo e Mel fanno festa davanti ai 5.000 del Palaverde, 3 successi alle medie bellunesi nella finale della School Cup 2023. Molto bene anche la scuola di Quero che conclude in seconda posizione. Karate, una doppia medaglia per la Gordina Masok nella TAD Cup in Croazia. Ancora sport, De Cian rincuora le ragazze della Dolomiti, ho visto grande attaccamento alla maglia, calcio bellunese. Il presidente commenta la finale femminile persa a Dolo e bacchetta un po' la Serie D dopo il deludente pari di Levico. Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, tempo variabile con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno, precipitazioni inizialmente assenti, a partire dalle ore centrali aumento della probabilità fino a bassa sulle zone montane o nulla o molto bassa altrove, si tratterà eventualmente di fenomeni locali modesti salvo possibili occasionali rovesci nevosi da circa 400-700 metri. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.